Sicilia, si sa, è stata sempre e da sempre terra di conquista. Addirittura si dice che Palermo sia la città più conquistata della storia. Però una cosa è certa, i siciliani non hanno mai perso la loro cultura nativa. Hanno preso pezzettini di qua, pezzettini di là, però la cultura nostra è rimasta. E questo perché? Perché i siciliani hanno molta resilienza, oggi si direbbe resilienza, ma noi che siamo siciliani li chiamiamo scagliona, un po' come dice il proverbio, no? Calate iunco, che passa la china, e di chi ne passare in Sicilia. Però secondo me questo temperamento dei siciliani che passa la china, lassa fare, ma tanto non è chi, lo troviamo in una leggenda che possiamo ritrovare in tantissimi libri di leggende siciliane. Non è una barzelletta. L'imperatore Nerone già si era un po' accorto che le cose insomma non gli andavano tanto bene, forse a gente non ci piaceva così tanto. Decise di travestirsi da contadino, del poveriello, e farsi un giro dell'impero per vedere un po' la gente che diceva: "Ah, appena arrivo in Sicilia, i gente cineristi di tutte colore, l'imperatore è un Cristo, ne visitasse che ci venisse, non potevo mangiare, se fu tutti i piccoli, un delinquente." Nerone sa picchiò. Ma come è possibile? Oh? Non ci piace a nulla. Però a un certo punto disse una voce di lontano: "Viva imperatore! Viva imperatore!" Si girò, tagliò, si avvicinò, era una vecchia, e il vicino ci parlò: "Signora vecchia, ma qua dicono tutte pezze e coi nell'imperatore, e lei dice viva imperatore, ma perché?" La vecchia si girò e ci disse: "Vedi, io ho 100 anni quasi, e conoscevo o padre dell'imperatore, e o padre del padre dell'imperatore, sono anno. Tutte bramano che sonando segnavo che ho penso perché era un Cristo. E poi arrivò suo pace. E suo pace fu peggio di sonanno. E chi so che c'è ora è peggio di suo pace e sonanno mi insieme. Ma il mio comune dice che il prossimo che arriva è meglio."